Esplode la bombola di un fornelletto a gas in un condominio a Mogliano, rogo al quinto piano, due novantenni si salvano sul cornicione ma restano intossicati. In ospedale anche un vigile del fuoco, un frammento colpisce un passante sulla strada. Vaccinazione obbligatoria anche nella Marca come tutta Italia, partiti controlli a campione dei carabinieri del NAS nelle scuole per verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie. Clamoroso addio alla Treviso Marathon dopo che da Casugana è stato negato il passaggio in piazza dei signori, gli organizzatori dicono no al percorso alternativo da Sant'Artemio. Tuffo e Buranelli continua a far discutere il gesto di sfregio dei ragazzi ubriachi in centro, l'assessore regionale Caner al turismo dice fa male all'immagine della città, ci vorrebbe la leva obbligatoria e c'è che propone anche il DASPO. Tragico incidente mortale questa mattina a Bibione dove un anziano di Godica di Sant'Urbano è stato investito da un tir mentre si trovava in sella alla bicicletta, domani avrebbe compiuto 78 anni. I carabinieri di Mogliano denunciano 3 giovanissimi ritenuti responsabili del furto in abitazione di Preganziolo, uno dei responsabili ha 16 anni. Il cane annegato e recuperato da una canaletta a Vedelago, i padroni dicono non è un incidente, Django è stato ucciso e lanciano un appello. Festa oggi a Treviso per Barbara Pozzobon, la stella di Macerata, considerata la più forte nuotatrice del mondo in acque libere. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano è la cronaca degli attimi di paura vissuti questa mattina, in tarda mattinata, a Mogliano, in via Roma, per lo scoppio successivo incendio divampato al quinto piano di una palazzina, intossicati 2 anziani novantenni, feriti anche un passante colpito al polso da un frammento letteralmente volato dal condominio e anche ferito un vigile del fuoco. Sentiamo. Mogliano Veneto, in fiamme. Una bomba, siamo scappati subito. Alla botta ho sentito, una bomba. Forte tutti i vetri nel terrazzo che sono scappata via con la porta aperta, sono distrutta, sono. Tanto fumo. Un'esplosione, una bomba, di questo parlano i residenti di via Roma a Mogliano, ancora sotto shock per quanto accaduto in tarda mattinata. Prima uno scoppio, poi le fiamme e il fuoco. Sono da poco passate le 13:30 quando si scatena il panico. Il boato viene avvertito anche negli stabili vicini, come racconta questa signora. Fiamme, tutto, perché mi sono tremati i vetri dell'attico dove vivo qui vicino. Il fumo ben visibile a diversi metri di distanza in pochi minuti avvolge l'abitazione, una mansarda al quinto piano di questa palazzina che si trova sopra l'ufficio postale. In questo video amatoriale si vedono chiaramente le fiamme che fuoriescono da una finestra. Immediato l'allarme, in pochi minuti sul posto giungono i vigili del fuoco da Treviso e Mestre con 6 automezzi e 18 uomini. All'interno dell'appartamento ci sono i 2 proprietari, si tratta di marito e moglie, entrambi novantenni, che cercano di mettersi in salvo rifugiandosi sul terrazzo. È qui che vengono ritrovati dai pompieri che portano in salvo la coppia utilizzando l'autoscala. Soccorsi dai sanitari del SUEM, i 2 anziani vengono trasportati in ospedale. Entrambi hanno problemi di respirazione per aver inalato fumo. La signora riporta anche una lieve ustione al braccio. Marito e moglie non sarebbero però fortunatamente in pericolo di vita. I vigili del fuoco riescono a circoscrivere le fiamme, evitando l'estensione del rogo all'intero stabile, che viene evacuato. In strada i condomini non nascondono la paura. Paura, ringraziando il cielo, gli inquilini stanno tutti bene. Ho mandato sui vigili perché dentro io c'ho un cane e un gatto, stanno bene tutti e 2. L'esplosione ha fatto volare in strada alcuni frammenti, uno di questi ha colpito al polso il famoso chitarrista Gianni Ballarine che in quel momento stava camminando sul marciapiede. Trasportato in via precauzionale per un controllo al pronto soccorso anche un vigile del fuoco. È rimasto coinvolto anche un nostro collega, ma per un colpo di calore, è stato ricoverato anche lui per un colpo di calore, quindi sembra nulla di grave. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e dai carabinieri, l'incendio potrebbe essere stato causato da un fornello da campo con il quale i 2 anziani stavano forse cucinando sul terrazzo. Sarebbero stati proprio i frammenti della bombola e di una pentola ad essere finiti in strada e ad aver ferito lievemente Ballarina. Ed ora parliamo dei carabinieri del NAS in asili e scuole materne in queste ore per verificare l'avvenuta vaccinazione dei bimbi. I controlli stabiliti a livello nazionale
sono stati portati avanti anche in Veneto e nella Marca trevigiana, mentre il governo fa retromarcia e impone nuovamente l'obbligo nelle scuole. Al suono della campanella di asili e scuole materne si sono presentati anche i carabinieri del NAS. Obiettivo del controllo stabilito a livello nazionale è proprio la verifica dell'avvenuta vaccinazione come predisposto dal decreto Lorenzin. Nelle ore in cui, tra l'altro, il nuovo esecutivo Lega 5 Stelle fa retromarcia e cancella l'emendamento che dava il via libera anche ai bimbi Novax negli istituti italiani. Obbligo di profilassi dunque per andare a scuola, ma è già polemica politica su questo per il PD, che attacca la retromarcia dei grillini e la deputata 5 Stelle Baldino, relatrice della modifica, che spiega: l'obiettivo è cambiare in toto il testo per superare quanto imposto dal governo Gentiloni. Intanto però il comando NAS di Treviso ha coordinato l'attività di controllo nelle province di Treviso, Venezia e Belluno. 15 istituti monitorati a campione, 5 per provincia, con 10 uomini dell'arma al lavoro per verificare il rispetto della presenza di un registro anagrafico vaccinazioni. Controllare poi che le autocertificazioni combaciassero con l'anagrafe regionale e i dati USL in merito. L'obiettivo è appunto individuare a livello nazionale eventuali casi di falsificazione della documentazione, sia che si tratti di autocertificazioni sia di certificati da parte delle USL di competenza. I controlli, secondo quanto si apprende, sono partiti già da ieri in nidi e materne e proseguiranno nei prossimi giorni anche negli altri istituti scolastici selezionati a campione. In città adesso, dove a far discutere, a far notizia è l'addio della Treviso Marathon. Treviso dice addio alla sua maratona, la conferma questa mattina dall'assessore allo sport. La risposta da parte della Treviso Marathon è stata che appunto le condizioni non erano confacenti al fatto di creare questo evento a queste condizioni, per cui amici come prima. Il no degli organizzatori è arrivato dopo la scelta della Giunta Conte di chiudere con i grandi eventi in Piazza dei Signori, che per Treviso Marathon significava spostare da un'altra parte lo storico arrivo della manifestazione. Era subito iniziata una trattativa per vedere come mediare tra le parti, che aveva trovato inizialmente nel Sant'Artemio uno scenario possibile. L'alternativa era stata data dando la provincia, quindi una partenza dalla provincia, un passaggio per la città e un ritorno in provincia, magari anche avendo creato lì un evento contestualizzato che quindi forse poteva essere anche ricettivo per la gente. Ripeto, la volontà c'è stata, insomma, di cercare di dialogare. Ma a quanto pare, se la maratona non taglia il traguardo nel cuore di Treviso, non è più Treviso Marathon. Le varie proposte che sono nate però evidentemente non accontentavano le parti e alla fine la chiusura del cerchio è stata che se non c'era probabilmente questa partenza, questo arrivo insomma nella piazza, l'evento non poteva sussistere. Fine quindi della maratona in città, che probabilmente migrerà da qualche parte, anche se l'assessore spera di poterla recuperare già dal 2020. Al momento chiudiamo per quest'anno, è così. Per il prossimo anno vediamo, gli eventi sono tanti, vedremo come si potranno rimodulare, la maratona ci sono comunque delle idee, vedremo cosa ne viene fuori, ci ragioneremo. In città si dibatte anche delle immagini che ormai conoscete bene, le immagini dei tre cafoni, li abbiamo chiamati così perché ricordano i cafoni di Venezia e ovviamente molti temono, il timore è che una Treviso, seppur in piccolo, possa diventare come Venezia con il degrado appunto dei cafoni. Sono le immagini appunto dei tre ragazzi del tuffo ai Buranelli. Si continua a discutere, oggi ne ha parlato anche l'assessore regionale al turismo. Polizia municipale sempre più vicina ai tre ragazzi che domenica notte hanno inscenato il tuffo ad Amitico con bagno nel canale dei Buranelli. Dal comando il consiglio ai tre di farsi avanti prima che gli agenti si presentino a casa loro, mentre continuano i commenti sull'inevitabile punizione per quello che tutti considerano non tanto una bravata quanto un vero e proprio sfregio alla città e alle regole elementari di civile convivenza. Mica noi siamo una città declassata rispetto a Venezia. Come Brugnaro fa a Venezia, la stessa tregua questa amministrazione, che peraltro è pronta, lo deve fare a Treviso. Per questa gente qua, proprio per il fatto che erano avvinazzati, farei un daspo, come quello che si usa nei confronti delle tifoserie. Chi non rispetta la città di Treviso deve essere allontanato, non deve più essergli consentito di venire a frequentare la nostra città. Bisogna essere duri dall'inizio. Dai banchi dell'opposizione il suggerimento al sindaco è per una punizione educativa.
Questo tipo di sanzione non dovrebbe essere soltanto o comunque economica, ma dovrebbe essere una sanzione di tipo sociale, rendersi in qualche modo utili. Abbiamo offeso magari la città, ci sono tanti lavori che possono essere fatti a favore della collettività. Un pessimo spettacolo per chi viene a visitare, secondo l'assessore regionale al turismo. Su questo abbiamo già idea di lanciare una campagna assieme a quella che fa Venezia con Enjoy to Respect Venice, potremmo farla anche Enjoy to Respect Veneto e quindi comprendere anche Treviso. Io penso che un anno di militare o almeno 6 mesi o quantomeno un servizio civile che insegni a queste persone a capire cosa sanno fare e cosa possono dare alla società sarebbe utile per recuperare un po' di valori. Non è un caso che noi stiamo discutendo a livello nazionale con il Ministro proprio la possibilità della reintroduzione della leva. Torniamo alla cronaca adesso e torniamo a parlare del massacro in Macedonia, così è stato definito un po' da tutti. Blerta Pocesta, la giovane arrestata con altre 2 persone con l'accusa di essere la responsabile dell'uccisione del padre, della madre e della sorella minore che vediamo nelle foto, avrebbe organizzato il triplice delitto perché la famiglia non le consentiva di sposarsi con un italiano. A riferirlo è il quotidiano macedone in lingua albanese Koa. Non mi permettevano di sposare un italiano, scrive il giornale citando la 28enne per la quale i giudici macedoni, analogamente agli altri 2 sospettati, ha disposto per ora 30 giorni di carcere. Blerta, secondo il giornale, ha ammesso di aver organizzato la strage familiare, negando tuttavia di essere stata lei materialmente a sparare e a uccidere genitori e sorella. Tuttavia, osserva il giornale, inquirenti e medici legali hanno rinvenuto nella casa della strage tracce solo sue e non di altre persone. Dunque, come avevamo accennato anche ieri nel servizio di ieri, la pista del movente, diciamo, passionale sembrerebbe quella giusta, una persona che forse la famiglia non vedeva di buon occhio e che invece la ragazza frequentava. Ancora la cronaca, avrebbe compiuto 78 anni domani e invece purtroppo la sua vita si è interrotta in una strada di Bibione. Parliamo di un anziano di Godega di Sant'Urbano travolto da un tir. Avrebbe compiuto 78 anni domani, ma non potrà mai festeggiare il compleanno. Dino Favaro di Godega Sant'Urbano, morto questa mattina in un incidente stradale a Bibione. Intorno alle 9 l'uomo, che si trovava in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo l'incrocio tra Corso Europa e via Andromeda, a pochi metri dal lungomare, quando, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale del distretto Veneto Est, subito intervenuta, l'anziano è stato investito per cause ancora al vaglio degli agenti da un tir condotto da un 39enne di Castelcucco. Immediato l'arrivo sul posto dei sanitari del SUEM, ma il 77enne nell'impatto aveva riportato gravi ferite ed è morto pochi minuti dopo. Favaro lascia la moglie e 2 figlie. Spetterà ora agli agenti della polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Fondamentali potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza della polizia locale che hanno ripreso tutta la tragica scena e che saranno utili alla magistratura per chiarire quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Adesso torniamo a parlare del decreto mille proroghe e della questione del congelamento dei fondi per il bando periferie. Oggi gli artigiani, la CNA è tornata all'attacco, ha parlato di un tradimento verso i cittadini del comune di Treviso e verso le imprese, in particolar modo quelle dell'edilizia, lo ha dichiarato Giuliano Rosolen, direttore della CNA territoriale di Treviso. Dire che si sostituisce il finanziamento del bando periferie con lo sblocco dell'avanzo di amministrazione, che è diventato un obbligo dopo la sentenza della Corte Costituzionale, è imbrogliare le carte, attacca la CNA, che parla di un colpo durissimo al futuro della città, perché quei soldi verrebbero impegnati per la riqualificazione urbana. Se ne sta discutendo ovviamente, ieri c'è stato anche l'ANCI nazionale che ha avuto un incontro con il governo. Nel frattempo c'è da segnalare anche un emendamento per salvare i 13 milioni di euro previsti per Treviso e che è stato presentato stamattina dal deputato veneto del Partito Democratico Roger De Menec. Il testo comunque chiede di intervenire sull'articolo 13 del progetto di legge riducendo da 140 a 126 i milioni di euro gli spazi finanziari per i comuni, quindi così ci sarebbe il salvataggio dei 13 milioni per Treviso. Di questo e di molto altro, perché ha parlato anche di West Nile e di teatro, ha parlato oggi il sindaco di Treviso. Sentiamo.
Lo Stato congela i 14 milioni di euro del bando periferie per Treviso, ma il sindaco non si scompone, nell'attesa del 2020, quando dovrebbero arrivare i finanziamenti, rassicura. Indipendentemente dal bando periferie, noi cominceremo delle opere già nel programma trimestrale delle opere, degli investimenti per migliorare la qualità delle vite nelle nostre periferie, quindi miglioreremo le infrastrutture, le strade, i marciapiedi e andremo a risolvere tutti quei piccoli nodi problematici che i cittadini in campagna elettorale mi hanno segnalato. E tra i problemi che vengono già affrontati c'è quello della disinfestazione dalle zanzare dopo gli episodi della febbre del Nilo. Irroratori all'opera in tutti i quartieri, ma anche pastiglie disinfettanti a disposizione dei cittadini. Siamo tutti a disposizione per andare incontro alle esigenze dei cittadini, anche chi dovesse avere dei problemi ci contatti e una soluzione la troviamo. Oggi, ripeto, l'emergenza è sanitaria. Da emergenza a emergenza, quella che si prospetta per la stagione del teatro comunale, a breve il sindaco conferma la possibile soluzione. Io ho un appuntamento con Fondazione già nei prossimi giorni, credo i primi giorni della prossima settimana. La soluzione per il teatro comunale è pronta. Quindi... Cioè? No, noi adesso ne voglio parlare prima con i diretti interessati, prima che con i giornalisti. E qui il sindaco si leva un sassolino dalla scarpa messo ieri in un post del suo predecessore Giovanni Manildo. Mi fa sorridere che qualcuno oggi mi venga a dare dei consigli quando per 5 anni non è stato fatto nulla, come se il problema del teatro comunale nascesse oggi. E tra le soluzioni all'orizzonte una riguarda i parcheggi a Treviso, con l'acquisizione da ieri da parte del comune dello spazio ex Telecom di Porta Carlo Alberto. Lì noi potremo anche pensare di fare un investimento e aumentare sicuramente di un livello, ma forse anche di 2, passando da 100 a 300 posti auto. Razzia in un'abitazione di Preganziol mentre la vittima del furto dorme. I carabinieri di Mogliano hanno bloccato e identificato 3 giovanissimi. Sono circa le 16 di ieri quando 3 giovanissimi, 2 italiani di 18 e 22 anni e un 17enne del Togo, scavalcano la recinzione di un'abitazione a Preganziol e dopo aver scardinato la porta d'ingresso con una spinta entrano in casa. All'interno il proprietario, un 90enne che in quel momento sta riposando a letto e non si accorge di nulla. I 3 rubano alcuni contanti, circa 50 euro, poi se ne vanno. Ma la loro azione non passa inosservata, una vicina infatti nota la presenza sospetta dei ragazzi e avverte i carabinieri di Mogliano che in pochi minuti raggiungono la zona e identificano i 3 che vengono immediatamente bloccati. Addosso ad uno dei giovani i militari recuperano 200 euro di cui però i 3 non sanno giustificarne il possesso. I carabinieri quindi provvedono a sequestrare i contanti perché di dubbia provenienza e a denunciare i 3 ragazzi. Le indagini però non si fermano qui, le forze dell'ordine infatti non escludono che il gruppetto possa aver messo in atto altri colpi nella stessa zona. Ancora furti, però stavolta parliamo di un operaio infedele. Rubava materiali e prodotti nell'azienda in cui era impiegato. Pizzicato con le mani nel sacco dai carabinieri, ha ammesso le sue colpe e ora dovrà fare i conti con una denuncia per furto e, soprattutto, con l'imminente licenziamento in tronco deciso dal datore di lavoro. L'operaio ladro è un 53enne residente a Meduna di Livenza, incensurato. La ditta, invece, è una nota azienda produttrice di prodotti e arredi per bagni di Sacile, in provincia di Pordenone. A causa dei ripetuti comportamenti sospetti, l'operaio era da tempo tenuto d'occhio dai responsabili, fino a scoprirlo mentre nascondeva uno scatolone dietro i cassonetti per la raccolta differenziata. L'uomo è stato quindi fermato dai carabinieri, avvisati dal titolare dell'azienda, mentre caricava in auto lo scatolone con la merce rubata, 2 rubinetti del valore di 500 euro. Un vizietto a cui l'operaio non era nuovo, avendo già rubato in precedenza 2 faretti per un valore di 300 euro. Un vizietto che nel giro di poco gli è costato sia il posto di lavoro che la pulizia della propria fedina penale. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale di Treviso, torniamo a parlare di infortuni sul lavoro e a poco più di una settimana dal tragico incidente costato la vita a un operaio della 3B di Salgareda, oggi in azienda l'assemblea sindacale con tutti gli 800 operai. I lavoratori oggi erano incazzati
e anche come dire, un po' depressi, nel senso che non possiamo pensare di poter accettare un infortunio mortale anche se a distanza di 10 anni di nuovo un'altra volta nello stesso posto di lavoro. Come dire, la ferita di Jasmine è ancora una ferita aperta. Una ferita ancora aperta, un dolore che improvvisamente ripiomba tra gli operai della 3B a Salgareda. Nel 2007 la morte della 21enne Jasmine Marchese, schiacciata dal ribaltamento di una pressa. 11 anni dopo è la volta del kosovaro Shpejtim Gashi, 44 anni e padre di 3 figli, colpito mortalmente dal braccio di un robot meccanico lo scorso lunedì 27 agosto. Forse l'operaio, seppur specializzato e con esperienza più che decennale, si trovava in un luogo in cui non doveva stare, ma è presto per dirlo, le cause potrebbero anche essere altre. A chiarirlo sarà l'indagine in corso da parte del magistrato che ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile delle procedure di sicurezza e ambiente della 3B. Il tragico incidente, ad ogni modo, ha ottenuto l'effetto di riportare al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro, oggetto dell'assemblea sindacale che ha visto partecipi tutti i quasi 800 lavoratori dell'azienda. Presto i sindacati chiederanno anche un incontro con i vertici per chiedere di incrementare le misure di sicurezza e la formazione, specialmente rivolte agli operai con maggiore anzianità di servizio. L'anzianità di servizio ti porta a sottovalutare alcuni rischi e questo è uno dei punti. Altre volte la necessità di fare tanta produzione ti fa chiudere gli occhi e quindi questa può rivelarsi una responsabilità da parte delle aziende che magari chiudono gli occhi, qualche responsabile chiude gli occhi pur di mandare avanti la produzione che deve essere conclusa. Questioni che saranno accertate dalla magistratura, ma intanto il sindacato mette in guardia sui rischi che possono derivare da ritmi produttivi non sempre sostenibili e che potrebbero diventare oggetto di trattativa nei prossimi mesi. I carichi di lavoro, i ritmi di lavoro erano dei ritmi critici e ovviamente noi riteniamo che questi devono essere rivalutati, rivisti o perlomeno che ci devono spiegare perché questi ritmi vanno bene, perché alla fine ci devono convincere che lavorare così è lavorare correttamente. Adesso la storia di Django, un cucciolo di Labrador recuperato senza vita in un fossato a Vedelago. I padroni di Montebelluna non credono all'ipotesi che possa essere caduto dentro, temono che qualcuno possa averlo ucciso, lanciano anche un appello. Mi rimane un vuoto immenso dentro che sarà difficile colmare. Django, questo splendido cucciolo di Labrador, ha lasciato un vuoto enorme nella famiglia di Marco Sartor. Il cane nella notte tra giovedì e venerdì scorsi si era allontanato dall'abitazione di Montebelluna, spaventato forse dal temporale che interessava la zona in quei minuti. Appena scoperta la sua sparizione, i padroni hanno subito avviato le ricerche, lanciando appelli anche sui social. Diverse le segnalazioni della presenza di Django, ma mai nessuno è riuscito ad avvicinarsi al cucciolo spaventato. Poi lunedì mattina la telefonata che Marco Sartor non avrebbe mai voluto ricevere. Verso mezzogiorno mi ha chiamato un carabiniere, un vigile da Vedelago, che l'avevano ritrovato in un fosso lungo la strada che porta verso la Postumia. Django è stato trovato senza vita e recuperato dal fossato. Inizialmente l'immagine della carcassa del cane con le zampe bloccate da corde aveva suscitato l'indignazione sul web. Molti avevano pensato che l'animale fosse stato legato e gettato nel fossato, ma subito dopo è stato spiegato che era stato necessario agli operatori per recuperare il corpo rimasto incastrato utilizzare le corde e che era stato poi subito liberato. Nonostante tutto, però, la famiglia Sartor non pensa che Django possa essere caduto accidentalmente nel fossato. Il fossato lì è di quelli, diciamo, fatti nuovi, ha le pareti in cemento molto alte e quindi difficilmente un cucciolo si butta dentro. E così rimangono molti dubbi. Resta il dubbio che qualcuno o lo abbia preso sotto e dopo successivamente buttato dentro, e sì, ci resta questo dubbio. Marco Sartor lancia un appello. Se qualcuno avesse visto qualcosa o sentito, anche per sentito dire, è pregato magari di farmelo sapere, anche perché giusto per sapere che fine ha fatto il mio cane. Django non tornerà più tra i suoi amici umani, ai quali ora rimane solo il ricordo dei momenti trascorsi insieme. Django resterà vivo per sempre nel mio cuore e nel cuore di tutte le persone che gli volevano bene. È una nuova festa stamane a Monigo per una stella del nuoto come Barbara Pozzobon.
Una storia partita da queste acque un anno fa, Argentina 2017, 9 ore a nuoto per percorrere e vincere i 54 km della sfida mondiale femminile in acque libere. La protagonista è la giovane trevigiana Barbara Pozzomondi, Maserata sul Piave, e quella volta la favola nella favola consisteva nel supporto che tutto il paese aveva dato alla giovane, finanziando con una colletta la sua partecipazione alla gara dall'altra parte del mondo. Una storia che si è ripetuta anche quest'anno in Macedonia con Barbara, che ha conquistato il secondo titolo mondiale ma soprattutto un singolare soprannome. Come ci sente essere la caimana per questo sport? Lo sento come mio questo nome, perché comunque fa parte di me non mollare mai e non arrendersi mai. Quanto senti dentro di te l'acqua del Piave? Sicuramente tanto, anche perché comunque dove sono nata io e dove andavo sempre da bambina. E sia Maserata dove è nata che Treviso dove si è formata, a 23 anni la caimana del Piave è stata festeggiata come atleta ma anche come esempio per le giovani generazioni. È un esempio per i nostri ragazzi, perché sei campionessa mondiale ma sei sempre la semplice Barbara, la vicina di casa semplice con cui ti puoi rapportare, con cui i ragazzi si possono confrontare, come è stato detto qua. Lo sport è una passione, lo si condivide con gli altri, lo si diffonde, ma non ci si deve mai montare la testa. E lei ai suoi coetanei, in particolare ai giovani del tuffo ai Buranelli, lancia un messaggio semplice quanto fondamentale. Devono cercare un obiettivo nella loro vita e cercare di raggiungere qualcosa. Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Domenico Presti, sindaco di Arcade, nonché esponente della Lega, sono gli ospiti questa sera, fra pochissimo di 20:10 di Ferdinando Avarino. Tanti i temi sul piatto, dalle vaccinazioni, abbiamo visto le novità, al decreto 1000 proroghe. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono ma peggiora col passare delle ore. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, specie al mattino, quando sarà soleggiato, salvo per qualche pioggia sui rilievi. Col passare delle ore peggiorerà un po' ovunque, con temporali possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 29 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole al mattino, tuttavia non si escludono degli occasionali temporali sui settori alpini, in locale estensione anche alle pianure limitrofe entro le ore serali e notturne. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 28 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato nella prima parte della giornata, ma peggiorerà via via col passare delle ore, con rovesci più diffusi e localmente anche forti. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 27 e i 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.